quanto riguarda la nostra rassegna stampa, la nostra lettura, il telegiornale dei giornali del Friuli Venezia Giulia, lettura dai quotidiani Il Piccolo e il Messaggero Veneto, dei titoli degli argomenti che noi riteniamo principali, ma ce ne sono tanti altri, e poi magari i titoli ve li diamo noi. Poi se uscite e fate la passeggiata e i giornali andate a comprarli voi, magari anche facendo la spesa, tornando indietro vi fermate a comprare il giornale, così approfondite tutta questa mole di informazioni che ne trovate in abbondanza su entrambi i quotidiani. Ma tutto questo, tiriamo via come al solito il nome, tutto questo dopo la sigla. Ed eccoci qua per la nostra, siamo in diretta sul canale di Isonzo News, per quanto riguarda la pagina Facebook, siamo in diretta anche sulla pagina YouTube di Alessandro Bonfanti. Per quanto riguarda, dicevamo, la nostra rassegna stampa di oggi, andiamo a vedere, cominciamo con il Messaggero Veneto. Questa è l'edizione di Udine. Come cambia il trasporto, meno passeggeri, più mezzi, bus speciali per lavoratori e biglietti nominativi. E poi la fotonotizia è dedicata ai ristoratori, come devono lavorare con le mascherine, con il metro per le distanze, eccetera eccetera. Sarà una cosa un po' più difficile da fare. Di spalla due titoli particolari: 2 contagi nella casa di riposo di Tricesimo, poi da Udine da maggio i lavori per la rotonda in Viale Trieste e Castions di strada, un incendio nel garage vicino alle abitazioni. E poi sotto vi segnaliamo quando l'eroe diventa il vicino di casa. È una cosa molto interessante per quanto riguarda il Messaggero. Andiamo a vedere altri titoli, sempre dal Messaggero, in questo caso di Pordenone. Di spalla i titoli locali. Pordenone, il 28 flash mob dei baristi, rischiamo il fallimento. Poi altri 2 decessi, già contagiati 50 operatori della sanità. E la storia, così abbiamo ritrovato il piccolo che si era perso. La storia è quella di Vaillant. Nella fotonotizia invece si parla appunto dei ristoranti, di come sarà difficile lavorare in quella maniera lì. Segnalo un annuncio dell'assessore: i papà riammessi in sala parto, di spalla a sinistra. E poi la sanità, unità speciale con 50 medici per assistere i pazienti. E Regione Fedriga preme sul governo per riavviare export e cantieri. Andiamo a vedere adesso le altre prime pagine. Il Piccolo, siamo nella edizione di Trieste, risalgono i contagi, altri 7 morti, Trieste in pressing per la fase 2. Vediamo qualche notizia. La fotonotizia dedicata a queste lauree online sono i primi 15 infermieri laureati da casa online. E poi il virus, di spalla a destra, in 600 firmano, anziani liberi di poter fare attività fisica. E sotto in basso, sarà un 25 aprile senza pubblico, in risiera previste solo le autorità. Questo è il Piccolo di Trieste. L'edizione di Gorizia è praticamente uguale. Segnaliamo in fondo una storia, diciamo in basso a sinistra, in un libro, la storia della partigiana Nerina Legovic. Il titolo principale però è: chiusa neurologia a Gorizia, ospizio 8 operatori contagiati nell'ospedale San Giovanni di Dio, 2 pazienti positivi, uno arrivato da Monfalcone nella casa di riposo Villa San Giusto. Il virus colpisce i dipendenti che sono però asintomatici. Moraro, l'unico comune dell'Isontino dove non vi sono ammalati. Andiamo a vedere adesso la situazione coronavirus per quanto riguarda il Messaggero Veneto. Federica preme sul governo per export, dannoso tenerli bloccati questi 2 settori. Il presidente continua a chiedere il via libera per questi settori già a partire da lunedì, confermato il pressing delle autorità delle regioni autonome per lo stop biennale
ai patti finanziari. Poi ancora per quanto riguarda alcune idee, l'appello di vari responsabili, diciamo, dell'economia. Confindustria Alto Adriatico già operativo il nuovo OPP, poi dall'Ava ristoranti ok al takeaway, ma servono regole chiare e così via. Andiamo avanti. Per quanto riguarda l'emergenza in Friuli Venezia Giulia, lo stop di un anno dei mutui FRIE vale 170 milioni per 2500 aziende. Come vedete c'è la foto dell'assessore Bini. Sospese le rate di luglio e del prossimo gennaio. Da Re finanziamenti anticrisi ne aggiungono i finanziamenti anticrisi ne aggiungono 25 di milioni di euro naturalmente. Poi per quanto riguarda sotto vecchi fidi e garanzie dello Stato, le banche e i clienti disorientati. È una cosa che non tutti hanno ancora recepito. Tilatti Confartigianato per le imprese meglio contributi a fondo perso, Puschiasis dei consumatori attivi, imprenditori in ginocchio, istituti ricchi. Sapete che è una di quelle critiche che la manovra che ha fatto lo Stato ha fatto per salvare le banche più che per l'economia. Ancora andiamo avanti, Friuladria in migliaia per liquidità e moratorie, c'è un riquadro con tutte le, come possiamo dire, con tanti numeri, con le liquidità garantite dallo Stato. Poi per quanto riguarda i ristoranti a distanza, i camerieri con la visiera, prima regola sanificare, poi seduti al tavolo senza DJ, le cucine restano un rebus. E i trasporti e le regole, il bus per lavoratori, meno gente, più mezzi, ovviamente ci saranno meno persone e dovranno essere più distanziate rispetto ai soliti posti. Invece di esserne due uno vicino all'altro come si fa sempre in corriera, dovranno essere distanziati almeno di uno per fila, quindi invece di 50 posti 25, poi anche distanziati dietro davanti. Veramente un bel rebus. Torniamo alla pagina del contagio in regione, l'emergenza in Friuli Venezia Giulia. Già operative 50 unità speciali, una task force di 50 medici per assistere i pazienti a casa. Caporale in provincia di Udine, attivate 9 USCA, le unità, seguono anche le case di riposo. Gabrielli nel Pordenonese, sono partite 3 strutture, lavorano ad ampio raggio. E poi, come l'avevamo detto dalla prima pagina, i papà di nuovo in sala parto, le ostetriche, scelta corretta. A questo punto abbiamo la pagina con i dati, con i grafici del professor Della Mea, sempre più guariti, meno pazienti in terapia intensiva e in isolamento. Adesso prima dei barbieri, ai barbieri al fido, facciamo questa, poi mettiamo un video, sì al barbiere per fido, sono considerati di pubblica utilità e ci sono delle persone, certi professionisti, qualcuno dice c'è troppa confusione, preferisco non aprire, poi invece bagni e tosature le richieste maggiori e c'è la novità, un'area self-service anche di notte per poter lavorare e soprattutto alla fine in basso a sinistra. Lavorare così è molto stressante. Adesso andiamo con un video, sapete che ogni tanto noi accompagniamo la nostra rassegna stampa con dei video, lo avevamo già annunciato qualche giorno fa, poi per un disguido tecnico non siamo riusciti a metterlo, ed è un signore che si chiama Dante Spinotti, direttore della fotografia della luce, di parecchi film, candidato 2 volte ai premi Oscar, insomma è un signore che Hollywood se lo contende, e lui è ritornato per qualche tempo a fare qualcosina nella sua regione, è nato a Tolmezzo, e ha fatto delle immagini del Friuli Venezia Giulia per conto della regione. Questi filmati, come al solito, sono tratti dai
del canale YouTube, non mi viene la parola, di promotorismo FVG, si chiama FVG Live FVG. Questo è il filmato di Dante Spinotti. Ed eccoci qua ancora, bel filmato di Dante Spinotti per quanto riguarda la sua regione, il Friuli Venezia Giulia. Ritorniamo sulla nostra rassegna stampa, segnaliamo qualcosa che interessa un po' tutti, non è regionale, ma la casa editrice, l'editore di queste due testate cambia assetto societario. In editoria nasce la nuova Gedi, al vertice Elkan e Scanavino. Poi notate gli altri due grossi nomi che hanno cambiato posto, ma hanno girato sempre nella stessa casa, sempre sotto lo stesso editore. Giannini, nuovo direttore della Stampa, al posto di Molinari, che passa al timone di Repubblica. Questa è andiamo con le notizie locali. Protesta dei baristi con un flash mob, altro che riaprire, qui falliamo tutti. Poi ancora, per quanto riguarda la cronaca di Pordenone, morte 2 donne, contagi fra i camici bianchi, lutti ad Aviano e Pinzano, 50 operatori sanitari infettati da inizio epidemia, vertice ospedale sindacati, ecco cosa cambia. Ancora per quanto riguarda le cronache locali, niente scuola, resi i soldi degli abbonamenti all'ATAP. Il comune rinuncia a $500.000 di dividendi per aiutare le famiglie, operazione da 1,3 milioni in provincia, presto i moduli per la richiesta. Stiamo parlando naturalmente sempre di Pordenone. Poi, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, ve la segnalo prima che non c'entra molto con locale, l'Europa divisa sul fondo per la ripresa, ok, con divergenze sul recovery fund, mi è arrivato adesso, lo mettiamo subito. Sembra tutti cantano vittoria, ma la Merkel dice nine in questo caso. Vediamo, c'è un po' mischiata un po' la nostra rassegna stampa. Torniamo alle serrande alzate in anticipo, i dubbi di categorie politici, fa discutere la richiesta del sindaco di Piazza di riavviare la ripresa prima del 4 maggio. Torniamo al Fedriga, dalle industrie ai piccoli negozi, nuove linee guida uniche per la ripartenza, e può essere interessante gli eventi rivoluzionati e i soldi spesi. Gibelli blinda i fondi alla cultura. L'assessore, le realtà del settore continuano a sostenere dei costi e cercano nuove formule per le loro iniziative, confermo i contributi.
Ancora per quanto riguarda il piccolo, siamo alle due pagine che abbiamo visto prima, andiamo avanti, andiamo a vedere nel primo piano la situazione del coronavirus. Trieste piange altri 7 morti, la nave ospedale resta in stand-by, capoluogo maglia nera con 133 vittime su 258 in Friuli Venezia Giulia, non ancora chiusa la partita dell'imbarcazione allegra. Prima c'era un discorso di poter fare prima la barca, poi gli alberghi hanno detto di no, e adesso la barca, la nave ospedale è ancora in stand-by. Sempre per quanto riguarda la situazione del coronavirus, a Trieste la prima promossa dalla Sugi 2 mesi prima dello scoppio del focolaio, quindi c'era qualcosa, hanno detto che andava bene. Sorpresi in giro senza motivo, multati 144 trasgressori. Questo è una delle tante cose che succedono spesso. E poi la democratica Reutz, la Dem Reutz, firma un'interrogazione al ministro Speranza per la luce sui risultati e mancata trasparenza nella gestione dell'allarme a Trieste. Le accuse contro i vertici sanitari sbarcano sugli scranni del Senato. Andiamo a vedere altre cose. Torniamo sul Messaggero Veneto. Addio alla Sarta Valli, aveva 100 anni. Valburga Niccoli era un'abile nuotatrice ed esperta nel condurre piccole imbarcazioni, è morta nella casa di riposo di Tolmezzo. Siamo tornati in Carnia. Le richieste dei commercianti sempre a Tolmezzo, tasse sospese e attività all'esterno. Abbiamo un po' un'impaginazione free oggi. Cividale, siamo sempre col Messaggero Veneto. Forza Italia in campo per Cividale e lancia l'ipotesi Novelli, il deputato pronto alla sfida elettorale a patto che la sua candidatura sia condivisa. La coordinatrice regionale Savino, la sua è un'esperienza politica consolidata. E Prepotto, via alla distribuzione dei buoni spesa. Andiamo avanti. Per quanto riguarda sempre il Friuli, parco acquatico per famiglie, siamo a Gemona, parco acquatico per famiglie dentro alla piscina comunale, progetto elaborato da Atlantis SRL con un investimento di 1 milione di euro. Il sindaco Revelant, la strada giusta per arricchire la nostra offerta turistica. Andiamo avanti. Per quanto riguarda 2 contagi in casa di riposo a Tricesimo, il vice sindaco tratta degli ospiti già trasferiti in ospedale, i tamponi su personale e anziani in sede sono tutti negativi. Per quanto riguarda Magnano, sale sul tetto dell'hotel e minaccia di buttarsi, 24enne tratto in salvo. Facciamo una rassegna stampa pagina per pagina a questo punto. Torniamo nell'Isontino, San Canzian d'Isonzo, la destra-sinistra Isonzo, taglio del nastro per pochi, aperta la farmacia a Pieris. È ovvio che certe notizie le vogliamo dare, così almeno lo si sa. La titolare dell'attività Bertoli sarà affiancata dalle colleghe Baiutti e Del Bene. Superata l'emergenza saranno forniti servizi come l'autoanalisi e la misurazione. E poi Cura del Verde e Decoro, il cimitero di Turiaco si prepara alla riapertura. Ancora per quanto riguarda Ronchi dei Legionari, sinistra Isonzo, col piccolo, con il varco pedonale finiscono le attese al passaggio a livello. E poi consegna a domicilio, in distribuzione a Ronchi, le nuove mascherine della Protezione Civile. Andiamo avanti per quanto riguarda la vicenda dei laureati, come c'erano nelle foto iniziali. Un ITS, promossi 15 nuovi infermieri. Poi ancora destra Isonzo, per Pecol la discarica di Pecol dei Lupi a Cormons, per Pecol la quota di chiusura lievita a 47.000 cubi di rifiuti. Il progetto di Isontina Ambiente tiene conto della volumetria complessiva. L'alternativa al totale conferimento esterno è il taglio di Cima Brandolin.
Ancora per quanto riguarda l'intervento dei vigili del fuoco a Cormons, rimane bloccata sul balcone allarme per il fornello acceso, è rimasta chiusa fuori e aveva la roba sul fuoco. Andiamo a Trieste, arrivi in calo del 4%, ma ungheresi e boemi scoprono Muggia. Il trend degli ospiti giunto in Riviera segna una lieve flessione dal 2018 al 2019, quota presenze stabile, sorpresa dall'est. Andiamo a Monfalcone, generalmente oggi il computer dà un po' i numeri, granate e cartucce ai piedi del cannone, Monfalcone cronaca, ordigni bellici abbandonati. Sul canale la segnalazione di un uomo delle armi inerti della prima guerra mondiale e l'intervento della polizia con gli artificieri, chiusa la strada. E post consiglio comunale, l'attacco di Morsolin della sinistra, bilancio per nulla sociale. Stiamo parlando sempre di Monfalcone, andiamo a vedere andiamo a Gorizia, l'estero degli artisti non si piega, Dugo dipinge e ascolta la radio. E per quanto riguarda la delibera di giunta a Gorizia, spazi dei locali da ridisegnare, aiuto pratiche ai commercianti. Andiamo avanti, Gorizia, l'apertura di Gorizia Cronaca, la piscina fra costi e la cassa integrazione resta a galla vendendo costumi e infradito, senza lavoro 14 dipendenti e 30 collaboratori, la vasca non si può svuotare e per le spese nasce lo shop online. Poi per quanto riguarda Monfalcone, nidi e centri estivi pronti a ripartire con i DPI e i termometri, priorità ai nuclei con comprovate esigenze lavorative, asili a giugno, attività extra e laboratori estesi ad agosto. Cisente, bimbi e ragazzi hanno bisogno di questi servizi per la loro socialità. E per la ricorrenza del 25 aprile il via da Monfalcone con l'omaggio ai 503 cantierini caduti. Appuntamento oggi alle 12:15 a Panzano e domani in cimitero tutti gli appuntamenti della Bisiacaria. Andiamo a vedere Trieste adesso, sarà un 25 aprile senza riti e bandiere come Monfalcone, messaggio bilingue nella risiera deserta, cerimonia a porte chiuse con pochi esponenti istituzionali, atteso un gesto di unità per superare le storiche polemiche. Le altre iniziative di spalla a destra, conferenze in diretta web per Zeno e Donne. Dem. Andiamo a vedere adesso, abbiamo un po' di problemi tecnici, cerchiamo, come si dice, questo è sempre il bello della diretta per queste cose, quanto con la tecnologia certe volte non riesce a fare tutto. Dunque, dicevamo, abbiamo un filmato molto interessante, lo avevamo annunciato ieri, della montagna, che è molto... andiamo al mare, andiamo a fare un po' di parasail e le immagini sono dell'ambassador Vincent Clark, parasail a Lignano. Sapete che il Promoturismo FVG ha istituito la figura dell'ambassador, social ambassador FVG, praticamente quelle persone che vanno in giro, filmano e poi mettono in rete le bellezze della regione Friuli Venezia Giulia, che ne ha di bellezze tante a dire la verità. E andiamo a vedere questo bel filmato per i parasail, praticamente col paracadute trascinati dal motoscafo e sei in alto e guardi, giusto per dare un'occhiata. Bellissime immagini fatte proprio anche da sopra, ed è una bellissima ripresa di Vincent Clark, ambassador FVG. E tra un po' partiamo con il parasail.
comunque siamo veramente veramente alti. Comunque a settembre accompagnerò alcuni di voi qui a Lignano per l'esperienza del parasail, quindi tenete d'occhio il blog e rimanete aggiornati. Bentrovati con il telegiornale dei giornali del Friuli Venezia Giulia. Continuiamo con la nostra rassegna stampa. Dicevamo andiamo a Trieste, abbiamo alcune notizie di Trieste. Sarà un 25 aprile senza riti e bandiere, messaggio bilingue nella risiera deserta. Poi ancora Sandoligo chiama i cittadini al minuto di silenzio da casa. Poi per quanto riguarda Trieste, cronaca. Andiamo, no, questo è la cassa integrazione. Andiamo a Monfalcone, peggio del virus, la denuncia di una commessa monfalconese, regione INPS, burocrazia, nemici da oltre un mese, aspetto i soldi. E poi Morsolini e Cattarini attaccano la nuova ordinanza sul Terlis. Sapete che a Monfalcone c'è il problema, c'è l'ordinanza sindacale del sindaco che vieta alle persone di andare uscite dal posto di lavoro, di andare nei negozi, di andare in città con il Terlis, la famosa tuta blu, oppure comunque i vestiti blu tipici del cantiere e delle grandi fabbriche. Non si può perché si ha paura del contagio, quindi è già una cosa che esisteva già prima, ad alcuni non va bene. Morsolini e Cattarini attaccano la nuova ordinanza sul Terlis, come il nome in dialetto della tuta da lavoro. E poi Staranzano salgono a 4 i contagi. Torniamo a Trieste cronaca, scusate ma oggi è così. Pedocin e Topolini ai blocchi, il via confermato il 15 maggio in attesa degli input da Roma. Il municipio fissa lo start sulle spiagge comunali e va a caccia del gestore di pulizia e attività ausiliare, in ballo 122.000 euro. E poi Acquamarina 2 in Porto Vecchio, in settimana il nuovo progetto, il famoso stabile che è crollato. La relazione del sindaco di Piazza alla quarta commissione, impossibile tornare a Campomarzio, almeno per il momento. Questo è quello che dice il sindaco. Sempre per Trieste cronaca, agenti uccisi, via libera alla superperizia, 3 esperti esamineranno la mente del killer. Il GIP ha accolto la richiesta della difesa di Meran, che ha ritenuto opportuno disporre un accertamento psichiatrico collegiale. Andiamo avanti per quanto riguarda Trieste. Addio al patron dell'antro Profumo, una vita tra essenze e pennelli da barba. Per 60 anni Aldo Zanne, nominato nel 1980 Cavaliere del Lavoro, ha venduto boccette e flaconi ai triestini e ai turisti. Abbiamo ancora notizia, ma non siamo tardi, dai, vabbè. A Trieste cronaca, avanti con la Trieste Venezia, mai scontro su stazioni e fondi. RFI conferma la realizzazione della linea ferroviaria veloce entro 5 anni, senza però spegnere le perplessità. Fermate solo alla Tisana e Ronchi e Rebus. E poi ripartito anche il secondo progetto con i giovani impegnati in pronto soccorso. Nelle micro aree tornano
i volontari del servizio civile. E poi il doppio servizio telefonico andrologia e sessualità, attivo il numero ad hoc. Vi segnaliamo che comunque tutti questi titoli dopo potete prendere il giornale e trovare il numero di telefono, come in questo caso vi possa servire per poter essere informati. Lo chiudiamo con Grado, a dimora 100 alberi, sfalci e aiuole sfiorite. Piantumazione in Viale Goppon, Centro e Città Giardino. Sono tre distinti gli affidamenti da parte del comune. Adesso andiamo a vedere, non so se c'è ancora un altro filmato, noi andiamo a cercare altre notizie perché oggi ci dobbiamo arrangiare in questa maniera. Per quanto riguarda il piccolo, siamo andati avanti adesso con il discorso del coronavirus e delle notizie da Trieste. Sempre per quanto riguarda la situazione del coronavirus, gli esperti lanciano appelli per liberare gli over 65. Gli ultimi studi dimostrano quanto sia importante l'attività fisica degli anziani. L'assenza di moto fa molto più male a una persona in età che a un giovane. E poi segnaliamo, che l'avevamo già segnalato tempo fa, la finita l'odissea di Bassa Poropat dopo mesi in mare senza scali. Stiamo parlando, e c'è la foto di Maria Teresa Bassa Poropat, ex presidente della provincia e consigliere comunale a Trieste. L'ex presidente della provincia, bloccata a lungo sulla Costa Deliziosa, alla fine è andata bene, ma avrei preferito rientrare prima a Trieste. Andiamo a vedere il mondo dei disabili, situazione del coronavirus nell'Isontino. Il mondo dei disabili blinda le sedi del CISI, infetta un'operatrice a Gorizia. Il test individua una donna che lavora nella sede di Villesse a Gorizia, bloccata per positività una nuova collaboratrice. E poi il problema di Medea, del centro di Santa Maria della Pace, centro colpito a Medea, distanze impossibili. Stiamo parlando di persone disabili, difficile lavorare a distanza con loro. Nella chiesa di Notre-Dame de Sion a Trieste, una messa per ricordare le vittime morte in solitudine, uno dei grandi problemi di questi momenti. E il titolo grande: stop a cene e preghiere collettive, il Ramadan ora si vive a distanza. Inizia oggi per la comunità islamica il mese di digiuno, parole d'ordine, solidarietà, impegno e speranza. Andiamo a vedere, andiamo avanti, andiamo nel Messaggero Veneto, andiamo nel Pordenonese, che non abbiamo mai toccato fino adesso. Maniago libero, campo sportivo come nuovo entro fine anno. Ancora per quanto riguarda la provincia, ma in questo caso ritorniamo a Gorizia. Né contagi né quarantene, il fortino di Moraro resiste. Il sindaco Colombo ha utilizzato il megafono per chiedere il rispetto delle regole. E il caso Gorizia, c'era stato un articolo qualche giorno fa che parlava di genitori multati perché rincorrevano i bambini. La ricostruzione del sindaco: multa ai genitori, il caso Gorizia, sfida e resistenza agli agenti. Stando alla relazione fatta dai vigili urbani, oltre ai bimbi in strada numerose persone. Quindi è cambiata un po' la versione. Sempre di bambini parliamo, perché andiamo a Vajont, quello che è successo l'altro giorno, il ragazzino che era scomparso di sera. Noi i salvatori del bambino scomparso, è straordinario, ma non chiamateci eroi. Isa Manarin: mi veniva da piangere, non potevo spaventarlo, l'ho preso in braccio e l'ho portato alla sua mamma. Questo è successo a Vajont. Rimaniamo nel Pordenonese, Azzano X, Fiume Veneto, fissate le date per le riaperture di ecocentro, mercati e cimiteri. Oggi va così, non c'è niente da fare. Buoni spesa donati al comune per aiutare chi ha bisogno. Stiamo parlando della Coop Casarsa a Fiume Veneto. E poi, sempre per quanto riguarda il Pordenonese Spilimbergo, il disegno della bimba, un gradito regalo alla scuola Mosaicisti. Un'alunna di terza elementare l'ha fatto pervenire all'istituto. Il presidente: da noi si dedica attenzione a ogni immagine.
E poi Clauzetto, la pagina Facebook è un'arena, gli amministratori se ne vanno. È successo, i leoni da tastiera ci sono dappertutto. Ritorniamo nell'Isontino, oggi è così, non c'è niente da fare. Covid-19 a Gorizia, chiusa neurologia, trovati 8 positivi a Villa San Giusto, ammalati 2 pazienti, uno portato da Monfalcone. Nella casa di riposo privata i contagiati sono dipendenti asintomatici. E poi ancora nella struttura di via Crociera, stiamo parlando della casa di riposo di Monfalcone, il tampone a 112 nonnini di Monfalcone, l'esame ripetuto su 5 lavoratori. Andiamo avanti. Per quanto riguarda il Pordenonese, qua si va, oggi il PC fa un po' quello che vuole. Minori ed emergenze, supporto psicologico e soluzioni per l'estate. L'assessore Susi Centis, le famiglie vanno sostenute, già attivo il servizio telefonico esteso a tutto il mandamento. E poi Morsano al tagliamento, ali di carta, fiabe e storie raccontate a domicilio, Casarsa, consiglio comunale trasmesso in streaming. Poi abbiamo ancora altre cose, vediamo cosa abbiamo per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Rimaniamo sempre nel Pordenonese. Il 25 aprile si celebra per la prima volta con 2 cerimonie. Il presidente, il sindaco e il presidente dell'ANPI saranno in Piazza Duomo, a Piancavallo rappresentanze del comune e del sodalizio. Tutte queste novità che magari un giorno verranno buone forse. Traffico di buoni spesa, segnalazioni in comune, scattano gli accertamenti, siamo a Sacile. Qualcuno ha tentato di rivendere a metà prezzi dagli agli anziani, centinaia di controlli, elevate altre 4 multe. Queste sono quelle persone che proprio... Andiamo a vedere dalla prima pagina del Messaggero, l'abbiamo già visto prima. Vediamo ancora un po' di Pordenone. Dopo 8 anni finisce l'Odissea, siamo a Cordenons, Macello, ecco il nuovo gestore. Buna aggiorni la firma della convenzione con la società guidata da Franco Gattel e ieri la Giunta ha approvato il progetto di riqualificazione, sono pronti 720.000 euro. Ancora per quanto riguarda Pordenone, in città, no, siamo sempre un po' fuori, a Zoppola su 74 ospiti positivi sono saliti a 46, inchiesta sui morti Covid, primi sopralluoghi acquisiti i referti degli ospiti del Micoli Toscano a Castions, i 2 PM di San Vito hanno preso visione di RSA e casa di riposo. Andiamo a Pordenone città, l'ANA dona saturimetri ai medici della provincia e poi controlli di finanza ai carabinieri, bevono al bar, multati in 3 e poi in treno con la droga, arrestato. Ancora per quanto riguarda il Pordenone, la tecnologia non è tutto. Lo psicologo Antonio Loperfido, che lascia il DSM e va in pensione, sono figlio dei miei pazienti e delle persone che ho incontrato, rende meno umano il lutto. La tecnologia non è panacea, rende meno umano il lutto. E poi incidenti sulla rotonda perfino in quarantena, e questa è un po' comica a dire la verità. Sì, perché c'è talmente poco traffico in giro. Andiamo a Udine città, rotatoria tra Viale Trieste e via Cividali, lavori dai primi di maggio a fine luglio, e qua ci sono il progetto, il disegno di come sarà la rotatoria, un nodo diciamo abbastanza centrale per Udine. I residenti, parco danneggiato in via Misani, le proteste degli abitanti del condominio Erika con Net. Sì, cercano alternative, si lamentano di non avere un ingresso e ciò complica l'accesso dei mezzi. È ovvio che se i mezzi non possono entrare in maniera decente qualcosa rovineranno. Cronaca di Udine, mascherine a 48.000 famiglie, domani le ultime consegne. In queste settimane 1.300 hanno chiamato il numero di No alla solitudine. Abbiamo garantito assistenza psicologica, farmaci e spesa a domicilio. Ancora 2 titoli. Flash mob, centinaia di bar rialzano la seracinesca. E poi sempre cronaca di Udine, oltre 23.000 aziende rimaste chiuse, sono il 46% del totale. Qua il barbiere lo abbiamo già fatto, il piccolo lo abbiamo già visto.
E abbiamo finito per oggi. È stata un po' dura perché oggi il nostro computer ha fatto un po' le bizze, ci ha mischiato, come si dice, ci ha mischiato le notizie. Mi dispiace di questa cosa, spero di avervi tenuto compagnia lo stesso perché il nostro intento è quello di tenervi compagnia. Il telegiornale dei giornali del Friuli Venezia Giulia di oggi 24 aprile è finito. Ci vediamo domani, il giorno 25, festa della liberazione, con un'altra edizione, speriamo un po' più ordinata, e mi raccomando, cercate sempre di rimanere a casa se potete, andate in giro solo se dovete, ma cerchiamo di farla passare il prima possibile perché non ne possiamo veramente più. Un'ultima cosa, se avete qualcosa da scriverci, potete mandarci le vostre mail per comunicati stampa e altre cose a questa mail. Scrivete a alessandro.bonfanti@libero.it. Questo è l'indirizzo dove noi prendiamo tutte le vostre segnalazioni. Ne abbiamo già alcune, magari domani dopo, alla fine della rassegna stampa, leggeremo i comunicati che ci vengono mandati, quindi di conseguenza potete scriverci quello che voi fate, che vorreste fare o che volete dire per quanto riguarda tutto quello che è possibile fare, noi lo facciamo. Il telegiornale dei giornali del Friuli Venezia Giulia è finito qui, ci vediamo domani. Alle 14 siamo in diretta sulla pagina di Confartigianato, questo mi ero dimenticato, di Confartigianato Gorizia, pagina Facebook per la diretta delle notizie economiche, e alle 22, sapete, questo lo ribadisco, alle 22 siamo in onda per Parliamone di sera con le notizie dai vari siti web locali e nazionali per la chiusura della giornata e qualche anticipazione. Alle 10 di mattina con i giornali, alle 22 alle 10 di sera con le notizie dal web e le anticipazioni del giorno per il giorno dopo. È tutto, ancora vi saluto, buona giornata, ciao!